Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, ore 14 e 26 minuti primi. Campo abbastanza pesante, tira un vento piuttosto fastidioso, la giornata sicuramente non è delle migliori, ma si dovrebbe giocare, almeno qui a Pieve di Soligo si dovrebbe giocare. Buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova e da parte del collega. Lo vogliamo dire il nome? Ah, Marco. Perché se Ero abituato a ben altra presentazione. Scusami. Allora, buon pomeriggio, vi dicevo, siamo qui per seguire questa gara che vedrà di fronte due formazioni impegnate in questo campionato. Siamo alla 25esima giornata del campionato regionale di eccellenza, Girone B, e le due situazioni sono un pochino diverse. Abbiamo qualche problemino tecnico, allora vediamo se riusciamo a sistemarle. Intanto, se vuoi dire qualcosa. Beh, dai, hai fatto un'introduzione già esauriente, giornata piovosa, spira vento da est verso sud-ovest, quindi ne comprometterà sicuramente il bel gioco. Oggi dovremo sicuramente essere, sia per la Godigese che per l'Eclisse, molto più pragmatici che belli. Allora, vediamo se se ci sono ancora questi disturbi che stiamo sentendo e che sentirete naturalmente in sottofondo. Comunque, vedremo. Mi dicono alza l'audio, ti si sente pochissimo, e quindi eccoci qua, ci siamo. Grazie agli amici che ci stanno da casa andando a dare qualche soluzione, speriamo di trovarla, e quindi tra poco potremo iniziare. Ancora le squadre comunque non sono entrate sul rettangolo di gioco. Piove, problemi tecnici, un bel inizio. Sì, esatto, ci stanno tutti. Dicevamo, abbiamo osservato fin dalle 13:30 gli arbitri, la terna arbitrale che è andata a saggiare, per così dire, il campo. Il primo sopralluogo mi pare che adesso vada bene, mi dicono, e quindi primo sopralluogo effettuato con esito positivo. Poi pochi istanti fa il secondo sopralluogo arbitro con la terna, che è uscito appunto per controllare ulteriormente il terreno di gioco. Pallone che ha rimbalzato dove lo hanno fatto provare, più o meno nelle fasce, entrambe le fasce, destra e sinistra, e poi al centro dell'area. Per quanto mi riguarda, secondo me si gioca. Poi il problema è: non interrompeteci la partita, perché altrimenti, anche a nome dei giocatori che si sono lavati, bagnati, sporcati, insomma, sarebbe un pochino particolare. Però insomma, se poi le condizioni meteorologiche peggioreranno, chiaramente gli arbitri sapranno cosa fare. Allora, vi dicevo, Godigese con
Bisetto dell'Andrea Pellizzer, Pinton, Rizzi, Baggio, Dona, Miniati, Pozzebon, Oudab e Garbuio. Cambia poco o molto poco Mauro Conte, perché inserisce con il numero 7 Dona e lascia in panchina appunto Pilotto e gli altri giocatori che erano partiti domenica nella partitissima che abbiamo trasmesso tra l'altro contro il San Nonà, erano partiti dal campo. In panchina con Conte troviamo Gottin, Pilotto appunto, Barbieri, Bedin, Parolin, Sciucolli, Pilotto, Daniel e Gibril nonché Parise. Spicca anche una età media per quanto riguarda il campo. Pubblicità? La facciamo subito adesso? Oggi cominciamo così, allora Non va. diamo la pubblicità dopo la formazione della Godigese. Possiamo andare. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. La formazione dell'Eclisse Carini Pievigina è la seguente: manca Mognon, manca il capitano perché è squalificato. Della Colletta, Cazzaro, Basso, Sibiglia, Segat, Gallina. Del Prete, che quindi parte dal campo, 2004, Vito Del Prete è sempre uno dei primi sostituti per quanto riguarda Moschetta. De Faveri, Ianco, De Zotti e con il numero 11 Raccagna. In panchina con Moschetta troviamo Magagnin, Casagrande, Meneghetti, Pepai, Bressan, Damuzzo, Cociu, Gasci e Toffoli. Mi pare che ci siamo fermati stavo esaminando l'età media in campo che spicca, perché 22,73 per quanto riguarda l'Eclisse, 27,55 per quanto riguarda la Godigese, squadra più esperta, squadra fatta di tra virgolette vecchi bolponi e vecchi giocatori che insomma stanno ancora dando il meglio di loro in questo campionato, che vede la Godigese al comando con 44 punti, il Calvinoale con 42, il San Donà con 41 a pari del Conegliano e del Porto Mansuè, Liventina 37, United Borgoricco 36, Vittorio Falmec, Spinea, Giorgione 33, Lia Piave 31, poi arriva finalmente l'Eclisse Carini Pievigina con 30 punti, sotto Unione Cadoneghe e Cavarzano 26, Favaro 20, Città di Caorle 12. È qui su questa quartina e sulla cinquina comprendente appunto l'Eclisse Carini Pievigina che insomma si dovrà concentrare lo sforzo maggiore in questo finale di campionato, Marco, no? Vittorio Falmec, Spinea e Giorgione distano solamente 3 punti tra loro e l'Eclisse Carini Pievigina, c'è in mezzo Lia Piave a 31 punti. Tutto può succedere. Tutto può succedere, anche perché lo abbiamo visto in diverse occasioni in questa annata strana e partite strane, perché squadre favorite che hanno perduto o pareggiato, squadre sorpresa, una di queste, anche se gli addetti ai lavori, come abbiamo sentito in settimana, sia Stefano Andretta, allenatore del Conegliano, sia Stefano Esposito, allenatore del Vittorio Falmec, hanno detto che la Liventina non è più una sorpresa, perché a gennaio ha cambiato parecchi giocatori, si è data un nuovo allenatore, con Zulian ha trovato i meccanismi giusti e quindi la Liventina giustamente è lì, 37 punti. Oggi la Liventina gioca in casa del Conegliano e chi rischia di più è sicuramente il Conegliano, perché la Liventina deve cercare di fare il risultato per agganciare il treno sopra. Conegliano deve fare il risultato perché viene da un momento un po' particolare. Domenica ha perso al 95esimo e abbiamo sentito che Stefano Andretta in settimana ci ha dichiarato che non era molto contento insomma della prestazione, perché qualche cosina in più voleva, anche se sono stati abbastanza sfortunati. Perdere al 95esimo insomma non è mai bello.
Sì, non c'è nessuno ancora, un attimo, perché lo dico per coloro che si fossero posti in ascolto adesso e anche per il nostro cameraman, chiaramente tutto è andato a ritardo e a ritardare, perché l'appello sarà stato fatto in ritardo, visto che prima si sono controllate appunto le condizioni del campo. Continuiamo a dare un'occhiata alla giornata di oggi. Calvinoale Unione Cadoneghe è un Calvinoale che deve ritornare alla vittoria, perché ha perso alcuni punti pareggiando, era in testa, ha perso, si trova al secondo posto in classifica, però la formazione è sempre valida. Conegliano Liventina l'abbiamo già detto, Giorgione Città di Caorle è un po' una sfida tra l'ultima, quella che tutti dicono che è già condannata a scendere, ed il Giorgione, che tutti dicono sia in crisi sia societaria sia di squadra, e staremo a vedere che cosa succede oggi a Castelfranco Veneto. Dopo aver visto la classifica per alcune settimane, Sì, l'alta classifica. Io mi ricordo quando intervistai appunto Sandri prima che venisse esonerato, e mi disse sì, ci piace stare in alto così, poi per le sue parole caduta libera, è successo qualche cosa, e sono convinto che non sia tutto legato alla situazione calcistica vera e propria, ma un po' alla situazione societaria che sta vivendo il Giorgione in questi mesi. Lì a Piave vi dicevo United Borgorico, il Borgorico che a 36 punti deve assolutamente smuovere la sua classifica, deve cercare di andarsi a prendere la qualificazione ai playoff, però contro il Lia Piave è un po' una bomba che può scoppiare da un momento all'altro, perché il Lia Piave non sta attraversando un grandissimo momento, però è sempre formazione che può crearti qualche problema. Noi intanto siamo nella nebbia, perché la nostra postazione si sta ammantando di vapore, e quindi in qualche maniera vedremo se riusciremo a vedere fuori. Provo a pulire con le mani, la cosa più oscena che potevo fare, e la faccio perché altrimenti non vediamo proprio nulla. Poi Porto Mansuè Spinea è un Porto Mansuè che ha fatto risultati, perché ha fatto risultati con l'avvento di Della Bella, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, e quindi si è riportata lì a 41 punti, agganciando Conegliano e Sandona di Piave. Deve cercare di rimanere alto con Spinea. Intanto è già iniziato, vedi, stavo parlando del Porto Mansuè, ed eccolo qui, Porto Mansuè 1-0 con Alcantara che sembra rinato con la cura della Bella. Prima non si vedeva mai, non segnava mai, adesso spicca, e quindi l'1-0 del Porto Mansuè sullo Spinea intanto da segnalare, mentre qui ancora a Pieve le due squadre non sono entrate in campo. Sandonà, Favaro e altre partite dove non ci dovrebbe essere storia per il Sandonà di Bisiol, che deve continuare a vincere, a fare belle prestazioni come quelle di domenica in quel di Castello di Godego, e Vittorio Falmec Cavarzano, anche questa per il fondo della classifica, diciamo così. È una partita interessantissima. Il Vittorio Falmec ha cercato di perdere meno punti possibili in questo mese, in questi frangenti di gare, c'è riuscito, tranne forse in un'unica occasione. Oggi non deve concedere nulla in casa al Barison, al Cavarzano. Vedremo quello che succederà. Noi il quadro completo l'abbiamo fatto, Marco Mazzocco, adesso aspettiamo che l'arbitro porti nel rettangolo di gioco le due squadre. Siamo un pochino in ritardo, e a questo punto comincio a preoccuparmi anch'io, perché a questo punto penso che avrebbero dovuto già decidere, insomma, se giocare questa partita oppure no. Io nutro qualche dubbio sull'efficacia del sopralluogo che è stato fatto dall'arbitro, che ha fatto rimbalzare il pallone non soltanto 2 volte per poi lanciarlo più volte, e poi ha fatto soprattutto un conciliabolo con il capitano della Godigese, cose che io non avrei mai fatto. Avrei deciso in 4-4-8, si gioca, punto, e si parte. Hai finito? Sì, con la mia ringa, la cattiveria con il tuo ex collega Giovanni Nonnato della sezione di Rovigo.
Siamo le 14.38, io devo andare poi a lavorare a San Gregorio Valdobbiadene, per cui cerco che l'arbitro si spicci. Sei una cosa scandalosamente scandalosa, caro Marco Mazzocco. Buttiamola in ridere un attimino, vediamo poi se arrivano dal tunnel le due squadre, altrimenti vuol dire che siamo stati insieme per 5-10 minuti, una bellissima parentesi domenicale. Il punto più alto della mia domenica. Esatto, che cercherò di cancellare al più presto, e quindi benissimo, siamo qui ad aspettare e vedere che cosa succederà appunto tra... Peccato che non ci siano comunicazioni ufficiali. Quelle non ci sono mai, ricordati che siamo in un campo di eccellenza, quindi insomma, un campo anche in una Serie D, prima che arrivino le comunicazioni ce ne vogliono. Noi poveri giornalisti avvolti nella nebbia. Basterebbe solo che qualcuno uscisse dal tunnel e diceva non si gioca, basta un segno no, oppure si gioca, e noi saremo ancora qui alle 5:30 a capire se potremo giocare o meno. Poi io devo anche recarmi in quel, così lo ricordiamo per coloro che questa sera magari vogliono vedersi una bella partita di pallacanestro. Ore 18:30 alla Zoppas Arena di Conegliano c'è la partita match clou della categoria della serie B1 maschile, con la Ruker che affronta la Ruvo di Puglia, e vi dico perché è un match importante, perché Ruvo di Puglia è attualmente la capolista, a due lunghezze soltanto la formazione di Carrea, la Ruker, quindi prendete nota se non avete nulla da fare in questa serata domenicale. Qui intanto continua a rimanere il dubbio che le due squadre possano entrare in campo, sta continuando a piovere incessantemente fino dalle 13:30, da quando siamo arrivati qui sul campo d'Agostin, però vi dico come vi avevo annunciato che si giocava, perché avevo visto il sopralluogo effettuato prima appunto di quello ufficiale con i giocatori, un sopralluogo fatto dalla terna arbitrale ancora in borghese, era andata a vedersi il campo, e uscendo i due capitani, o quantomeno il capitano della formazione di casa, aveva detto sì, si giocherà più o meno, pensiamo, e quindi adesso però stiamo sinceramente pensando che forse qualcosa abbiano detto, insomma, possono cambiare. Io ho fatto un sopralluogo qui in tribuna, l'unica cosa che ho notato, facce smarrite. Che non piove, intanto che non piove sotto la tribuna, e questo è l'importante. Anche se smarrite. Davanti agli spogliatoi ti dico un lago che non ti dico prima di entrare. Faccio appello all'amministrazione comunale affinché si adoperi. È tutto un appello. Si adoperi. Cosa volevo aggiungere, cosa potevamo aggiungere, intanto aspettando forse anche notizie dagli altri campi per sapere se si inizierà anche in altri campi. Intanto avete sentito Porto Mansuè, a Mansuè si sta giocando, e quindi Porto Mansuè in vantaggio sullo Spinea già per 1-0, ed è complicata adesso la questione lì a Porto Mansuè, perché vai a dirglielo a quelli del Porto Mansuè che sono in vantaggio: ragazzi, fermiamo tutto, stoppiamo tutto. È questo che sottolineavo prima: se inizi una partita, se ci sono le condizioni magari non perfettissime per continuare a giocare, portala a fondo, portala a termine, insomma, questa gara. Quindi... Ma manco fossimo a Perugia, lo so, tra Perugia e Juventus con l'arbitro Collina. E intanto la Luparense in Serie D passa in vantaggio sul Monte Prodeco al San Vigilio di Montebelluna, dove si gioca regolarmente nonostante la pioggia battente anche a Montebelluna. Il nostro cameraman che sta osservando, eccoli qua, vediamo, esce qualcuno dal tunnel, però non è un giocatore, perché ha il giaccone. E quindi Treviso Mori Santo Stefano intanto 0-0. Molto bene. E comunque c'è una persona che è andata a sedersi in panchina, è andata a guadagnare la panchina, quindi secondo me si va a giocare. A Vittorio deve ancora iniziare, vedi, ci fanno sapere causa campo zuppo d'acqua, ma si dovrebbe comunque giocare. Allora vi svegliamo, insomma, vi diciamo anche che non dico una scusa, però la voglia da parte delle terne arbitrali di far giocare questa partita è perché poi un recupero, quando lo si effettua, o lo effettui durante un turno infrasettimanale, che è sempre un po'
scusatemi, una rottura per queste categorie, perché c'è gente che lavora e quindi dovrebbero stare a casa dal lavoro, perdere giornata di lavoro e quindi tutte queste menate. E poi ci sarebbe questa possibilità di giocare il sabato di Pasqua, ma sappiamo tutti che il sabato di Pasqua è stato detto anni fa. Cerchiamo di non giocare sotto Pasqua né la vigilia né tantomeno la giornata di Pasqua come una volta si era giocato, no? Giocano un po' tutte le squadre perché però a Pieve di Soligo deve ancora iniziare e la terna non ha ancora deciso, ci dice Gabriele Fassina, che è il direttore sportivo della Godigese, quindi non sanno nemmeno loro un che quarto cosa d'ora succederà. è troppo. Però vedi che anche sugli altri campi se la stanno prendendo, non diciamo comoda, però se la stanno prendendo osservando e decidendo cosa fare. Ripeto, anche lì abbiamo visto dialogare, come dicevi tu, l'arbitro con molta veemenza, però con Baggio, il capitano della Godigese, perché poi c'è, e tu lo sai meglio di me, c'è anche da vedere come si pongono le due squadre, no? Perché una magari potrebbe aver voglia di giocare e l'altra dice vabbè, se la fermiamo meglio o peggio, non lo so, quindi non so cosa. Io immagino che la Godigese voglia giocarla, l'Eclisse potrebbe anche dire ma attenti, andiamo a rinviarla, ci manca Mognon, ci manca il capitano, ci manca qualcosa. Ma questo è un po'. è una chiave di lettura la tua che non mi trova d'accordo, come spesso è accaduto. Ne buttiamo un po' sorridere. Io credo che l'arbitro, a parte che non compete all'arbitro decidere quando e se recuperare una partita, intanto vediamo che si guadagna la panchina, e quindi dovrebbe un po' sbrigarsi questo caro arbitro, che è il signor nonnato della sezione di Rovigo. Vuoi che mandiamo un messaggio negli spogliatoi, perché tu devi andare a lavorare, quindi io glielo vado a dire se vuoi. Per me questo arbitro già parte ha già cominciato con male. il 5. Ah, mamma mia. Poi mi smentirà in campo. Ragazzi, si gioca, secondo me. Stanno entrando un po' tutti, entra Moschetta, allenatore Dopo 20 minuti. Bene. Entra Mauro Conte, allenatore della Godigese, e tra poco arriveranno i due 11 pronti a sfidarsi in campo e vedremo subito come sarà il D'Agostin. Beh, possiamo dire che alla fine della partita sarà completamente arato e ci sarà lavoro per il grande Ennio, il giardiniere appunto. Forse il più scontento. Il più scontento è lui sicuramente. Lui avrà già detto: ma ragazzi, no, non si può giocare, dai, giustamente anche sotto il suo profilo. Allora, stretta di mano di Mauro Conte con Moschetta. E vediamo Alessio De Martini, il collega di Streaming Sport, che mi dice che a Mansuet il campo è pesante ma giocabile, quindi partita che andrà alla fine. Mauro Conte torna in panchina, arriva Gebril, un giocatore che ha risolto qualche problemino in casa godigese in queste settimane. Spira un fastidiosissimo vento che fortunatamente non sentiamo perché siamo nella nostra cabina, anche se la nostra cabina... Allora, se si gioca adesso, caro Mirko, ti dico che si poteva giocare tranquillamente un quarto d'ora fa, per cui l'arbitro ci deve dare una bella regolata. Io, guarda, questo è quello punto, che mi sento di dire. O tu ti sei alzato male questa mattina, no, oppure tu ce l'hai con questo signor nonnato. Non ha senso, cioè cosa aspetti un quarto d'ora, 20 minuti prima di fare queste operazioni Lo possiamo perdonare oppure dobbiamo crocifiggerlo? Oggi va come il tempo. Va bene signori, perdonateci almeno qualche battuta. Bene, squadra in campo, come vedete dalle nostre immagini, con Vincenzo Russo in cabina di regia, oggi fa tutto lui. E poi qui in cabina stampa abbiamo Mirko Villanova che vi sta parlando e Marco Mazzocco che sta polemizzando su tutto e su tutti quest'oggi. Alterato, altamente alterato, molto bene.
Allora, sta per iniziare la partita finalmente, perché ci eravamo anche quasi dimenticato che si doveva giocare a pallone. Sì. Allora noi andiamo a sistemare Sandonà 1, Favaro 0 intanto. Crivaro che già domenica ha fatto un partitone. Crivaro va a segno anche oggi, quindi con il gol del vantaggio Favaro che continua ad essere lì penultimo in classifica. Squadre pronte, maglia rossa completa come gli spagnoli, l'Eclisse Regina, come la Roma, vabbè, la Roja, gialla rossa, è vero, e poi in completo blu scuro c'è la Godigese che va a posizionarsi in campo, un 3-1-4-2 almeno sulle posizioni. Poi sapete che i numeri delle composizioni in campo poi cambiano a seconda delle esigenze e dei meccanismi degli allenatori. Tutto è pronto, l'arbitro controlla, si volta verso i suoi collaboratori, mano alta, fischietto in bocca, e si va con il signor Nonnato della sezione di Rovigo che prova a fischiare, lo fa adesso, inizia la gara con una quindicina di minuti di ritardo. Si gioca a Pieve di Soligo e allora entriamo subito nel match con Cazzaro che porta avanti la palla, poi si ferma subito sui piedi di Sibiglia che va indietro per giocare. Attenzione a questi palloni, adesso cominciamo a... eccolo qua, va in pressione dicono dalla tribuna, in effetti è così. Avanza ancora la formazione ospite che si butta subito in avanti cercando con Obrad di prendere il pallone, non ci riesce, allora va indietro su Della Colletta che ha una calzamaglia arancione per proteggersi dal freddo e anche dal campo che non è dei migliori sicuramente. Con le mani la formazione di casa con Cazzaro che riprende palla, la fa girare ancora su Sibiglia che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi va in orizzontale per cercare dalla parte opposta pareggio del Giorgione e del Caorle, 1-1, segnato prima il Caorle poi il Giorgione, adesso raggiunge la parità. Palla intanto che qui a Pieve di Soligo va sul fallo laterale e può riprendere a giocare la formazione della Godigese con Baggio, pallone tra le mani, il capitano è lui che la rimette in gioco, va a trovare l'uomo che rimane in piedi, la difficoltà di far correre questo pallone, attenzione perché esce Della Colletta fuori dai pali, il rinvio lungo, attenzione con questi palloni perché poi sono molto bravi nelle ripartenze la Godigese. Avanti ancora c'era il fuorigioco secondo me. Sì, ma ha lasciato andare, non è intervenuto sul pallone, quindi. Ok, bravo, hai ragione, salvi l'operato. E allora De Zotti che la mette dentro, molto bella, però palla che termina sul fondo. Che mi dici di De Zotti che avevi spezzato diverse lance all'inizio perché Moschetta non lo faceva giocare? Un giocatore che sarà per la capigliatura come il sottoscritto, mi piace assai. È un giocatore tecnico che è capace di saltare l'uomo come pochi, quindi secondo me una freccia all'arco di Moschetta molto molto valida. Beh, lo ha già dimostrato in queste partite dove ha giocato fin dall'inizio, perché ha sempre fatto bene ed è riuscito ad incidere. Ecco, attenzione con questi passaggi. Beh, ma è chiaro Marco, questo è il timore, però i giocatori lo devono sapere. Palla alta è meglio di tutto perché così metti in difficoltà chiaramente il tuo compagno. 2 minuti e 47 di gioco, 0-0 nel diluvio, diciamo che si è un po' attenuato parzialmente, non di tanto, qui a Pieve di Soligo. E allora ancora con Udab che prende palla, poi cerca di giocarla su Dell'Andrea che stava spingendo. Dall'Andrea e Pellizzer anche domenica sono stati due spine nel fianco del Sandonà, che però era riuscito a controllarli e a bloccarli molto bene nel corso soprattutto del primo tempo. Attenzione, va per le terre un giocatore dell'Eclisse che ha dato spazio libero al giocatore della Godigese, che ha messo
dentro il pallone, poi tutto dall'altra parte con Oudabi che viene a prendersela ancora Oudab che va giù sul fondo, poi scivola, palla che rimane lì, si appende De Zotti, c'è il fallo di De Zotti su Oudab e allora c'è Miniati, è un Miniati che deve fare qualcosa in più. Domenica l'ho visto un po' farraginoso, perso nel marasma del centrocampo appunto della formazione del San Donà. Oggi vediamo con che spirito va ad iniziare questa gara, e allora c'è Miniati sul pallone e poi il numero 4 Pinton, hanno uno schema e vediamo con un groviglio di uomini in area è arrivata anche la torre di Baggio che è pronto a colpire di testa, a spizzare di testa insieme a Garbuio, e allora eccola qui sempre quella finta, mette dentro questo bellissimo pallone, poi palla che ritorna fuori per Pinton che la ributta nella mischia, e allora attenzione, mamma mia che rischio di Segat che aveva abbracciato in maniera visibilissima tra l'altro il suo diretto avversario. Prova a puntare tutto dalla parte opposta ancora Del Prete, con Del Prete che ha il numero 7, ha preso il posto di Toffoli che evidentemente non aveva accontentato durante la settimana mister Moschetta, e allora dentro Del Prete che è sempre uno delle prime sostituzioni che il tecnico di casa va ad effettuare. Bravo Gallina con il colpo di testa che mette fuori, però la palla rimane lì ferma a centrocampo, e allora vedi come la partita nonostante il campo insomma si abbellina. Allora Giorgione sotto, Caorle in vantaggio 2-1, è partita strana quella di Castelfranco Veneto. De Zotti che cerca di girarsi, tiene lontano il suo avversario. Bravo. Ti piace questa, no? Ti è piaciuta questa girata qui? Secondo me De Zotti si è già meritato da parte di Marco Mazzocco della tribuna il 6, quindi si parte dal 7 in avanti. Scusami Guarda, buona questa palla, altrettanto bella questa palla. 7,5 già firmato per De Zotti, perché questa è stata una bellissima verticalizzazione, scherzi a parte naturalmente, bellissimo il lancio, bellissima verticalizzazione. Peccato che poi la palla toccando il terreno scappi via. Quello sì, quindi da una parte può scappare via se la fai schizzare in alto, e se invece la tieni bassa e la giochi da rasoterra va a rischio di fermarsi e di non raggiungere il tuo compagno e metterlo in difficoltà. 5 minuti, quasi 6, anzi una piacevole partita combattuta su ambo i fronti. Piacevole partita, sono d'accordo con te, vedi che c'è ancora qualche sopralluogo in Serie D, addirittura sopralluogo tra 10 minuti dicono, quindi vedi che non abbiamo aspettato solamente noi. C'è Bisetto che mette fuori per un po' di paura, Bisetto che è un 2005, portiere giovane però molto interessante, prendete nota perché potrebbe essere una delle sorprese appunto del campionato questo Bisetto. E allora ancora Sibiglia con il numero 4 sulle spalle fa allontanare o vorrebbe allontanare il numero 7 Dona. A proposito di numero 7 Del Prete Vito, buon impatto sulla gara. Sì. Che Vischerato Partito forse bene. Per la prima volta dal primo minuto. Treviso in vantaggio. Bene, eccolo. Una palla che arriva adesso, messo in mezzo, un po' di confusione, poi spinge ancora la formazione di casa, un buon momento, vediamo Sibiglia ancora. Fallo. Sibiglia ancora, perde il pallone, poi Del Prete va in azione difensiva commettendo fallo, e allora c'è il primo. No. Ammonito Del Prete. Ammonito. Cosa capisci da questa prima ammonizione? Ai. Capisco che ha un po' paura che la partita scappi via, ma se ha paura già dai primi minuti, signori miei, speriamo bene. E allora c'è Pellizzer sul pallone, è pronto ad alzare pallone, a sventolare dalla parte opposta, scambia 4 chiacchiere anche con la signora Gini, palla sbagliata, e allora ancora dentro la Godigese, ancora dentro Sibiglia, commetteva forse fallo, ma non è così. E allora può giocare ancora con Basso che spinge. Non abbiamo ricordato Basso che dopo il suo brutto incidente in quel di Mansuet è ritornato da un paio di settimane in campo e
sarà un po' non al meglio della forma che aveva prima, però sta recuperando. Moschetta non se l'è sentita di lasciarlo fuori ancora di più, quindi un giocatore importante, quindi dentro basso con il numero 3, e oggi Raccagna schierato con il numero 11. C'è una spinta clamorosa. Vabbè, la lascia andare con Janko che taglia tutto il campo, poi era Sibiglia che ha tagliato tutto il campo, viene su Del Prete, ancora Sibiglia che la mette dentro per De Zotti che non ci arriva, e allora la palla può rimanere lì ad essere giocata ancora dalla Godigese. Stop palla a Gallina elegantemente, poi Gallina subisce fallo, l'arbitro dice che si può giocare, c'è il secondo cartellino giallo. Oudab ammonito. Introtaccia. Sì, ma ha dovuto, perché l'aveva dato il cartellino in precedenza e quindi sì, l'ha dato. Non è entrata adesso. dura, non No, con l'intento di far male, si è trovato lì e l'ha scaraventato a terra. Secondo me, anche se la lasciava andare, se c'era il vantaggio, non sarebbe stato scandaloso, però visto che aveva ammonito prima Del Prete, ha ammonito adesso e ha messo le cose in parità. Oudab sul anche taccuino. perché il terreno influisce inevitabilmente negli scontri, quindi è giusto anche frenare subito. Sì, hai ragione. Sibiglia prova il lancio lungo in mezzo, ma ne esce basso e quindi niente da fare, con Del Prete che va indietro per Segat, alza la testa, lancio lungo in verticale. Ecco, a Vittorio stanno scendendo in campo, si gioca quindi anche a Vittorio con più ritardo di inizio del nostro campo, quindi si gioca anche a Vittorio. Rinvio che ha la possibilità di conoscere Bisetto. già il risultato di Eclisse Godigese. C'è il Conegliano che va in vantaggio sulla Leo con Urbanetto, Conegliano 1, Leo 0, e quindi Conegliano che replica subito, non ci sta. E qui invece la protesta è del pubblico di Castello di Godego. Ma più che pubblico c'è un signore che è in piede dall'inizio Che è del Castello di Godego. Che è di Castello di Godego, che sfidando le intemperie si fa sentire. E si scalda così, ha ragione. Si scaldava con un buon brulè. Finché non commette scemenze sta tutto bene, un bel grido, non si nega a nessuno. Ancora in avanti Dona uno contro l'altro numero 7 Del Prete che non riesce a tenere la palla. Treviso raddoppia 2-0 Pratica in Serie D. Dopo una serie di sconfitte il Treviso sembra ritornare alla vittoria. Metti il più vicino, grazie. Tecnico. Scusate. La barba. Dobbiamo farci belli quando veniamo a trasmettere, altrimenti i tecnici si arrabbiano. Tu ne sai qualcosa? Io ne so qualcosa. Attenzione, palla che termina fuori, viene ributtata nel Aggressivi. mucchio, la riprende ancora l'Eclisse con Janko che va a prendersi questa palla. C'era anche la gamba tesa, bella questa palla, perché può andare dentro. Attenzione De Faveri, anzi era Raccagna che è andato al grande tiro occasione su un passaggio smarcante di Janko su Raccagna. Che minuto l'abbiamo? 12° minuto del primo tempo. È la prima grossa occasione e anche la prima parata molto buona di Bisetto che si allunga e mette fuori e fa scampato pericolo per la formazione di Castello di Godego. Ancora la formazione di casa che prova a buttare dentro e ci riesce il pallone, il tocco di Janko in volo, però la palla non riesce ad essere girata verso lo specchio della porta. Palla che termina abbondantemente al lato, abbondantemente sul fondo. Era un Janko marcato stretto da Rizzi, si sono gettati entrambi in volo. La spizzata Janko che oggi ha la fascia gialla del capitano, visto che il capitano Filippo Mognon è stato squalificato. Adesso c'è il fallo che l'arbitro vede su De Zotti e allora può giocare ancora, vuole fare andare ai 9:15 più o meno, insomma, l'arbitro. Poi si riprende subito con il pallone che arriva su Cazzaro, poi Del Prete che cerca di girarlo, viene bloccato ma arriva da Tergo molto bene Sibiglia che aveva dato una bellissima palla per Janko che va al tentativo di recupero, non ci riesce. Allora il Calvi di cui parlavo prima passa in vantaggio sul Cadoneghe. Calvi 1, Cadoneghe 0, rispondono tutti quelli dell'alta
classifica per il momento, tranne la Godigese che è ancora ferma sul pareggio qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, ma la partita è molto bella nonostante il campo sia quasi, attenzione, perché Gallina ha rischiato tantissimo e in effetti Della Colletta si arrabbia, è già da un po' che sta arrabbiandosi con i suoi, soprattutto su questi passaggi. In effetti poi Gallina chiede scusa immediate a Della Colletta. Bravo del Prete che lascia lì con una finta Pellizzere, non è facile. Pellizzere ancora saltato, poi va in tentativo di raddoppio anche Raccagna, non riesce a prenderla, poi la palla viene bloccata sulla linea di metacampo da parte della formazione di casa, c'è il fallo da parte della maglia rossa di casa e allora ferma il gioco, può respirare la Godigese. È decisamente un buon momento per l'Eclisse, Marco. L'Eclisse, guardavo Partita prima bene. la classifica, i risultati eccetera, è da almeno 5-6 partite che fa prestazioni ottimali, raccogliendo forse meno di quello che semina in campo. Le prestazioni comunque ci sono, vittorie ne sono arrivate anche roboanti, tipo il 3-0 in casa dell'Ia Piave. E questo fa dimostrazione che molto probabilmente il mister Moschetta sembra aver trovato, così si dice, la quadra. De Zotti. Questo è da giallo, no? Questo è da giallo, per lo stesso ragione per cui mi ha immunito del Prete Vito prima. Garbuio salvato, e allora tutto dalla parte opposta con Cazzaro che mette in avanti. È buona questa palla, La mia Janko. È andato Jürgen che pensava, secondo Peccato. me, di avere l'uomo dietro, invece avrebbe potuto anche tentare di stoppare, di mettere giù questa palla e di andare al tiro, ma probabilmente pensava di avere Rizzi attaccato e allora ha provato a girarla immediata verso la porta, un bel colpo di testa che però fa terminare fuori il pallone ancora una volta. È un buon momento però per quanto riguarda la formazione di casa. Sì, 15 minuti in cui Buoni, ci sono belli. visti 5 minuti della Godigese che ha premuto in avanti, poi subito la verticalizzazione Janko Raccagna con un grande bisetto che ha chiuso veramente da par suo e lo specchio della porta. Palla che viene giocata ancora con Cazzaro che non riesce a tenerla in campo, un pallone buttato lì da Del Prete, abbastanza rischioso e abbastanza difficile da salvare. 15 minuti e 47 secondi di gioco qui al Comunale d'Agostin, partita iniziata 15 minuti circa in ritardo, ricordatevelo. E allora si butta in avanti questo pallone, poi Oudab che la riprende, va sull'1 contro 1, palla che termina fuori. La signora Centilana Ghini della sezione di Vicenza dice che la palla è a favore della Godigese e allora Pellizzer che arriva dalle retrovie per dare la spinta ai suoi. L'ho già detto prima fuori onda, io comincerei ad accendere i fari, poi se mi ascoltano. Un altro appello all'amministrazione comunale? Anche lì? Sì, soprattutto perché dovrebbero cambiare e mettere i fari un pochino più moderni, ecco, questo è l'appello che facciamo, insomma. Ma il sindaco lo sa. Gallina. Cazzaro deve andare incontro al pallone. Cazzaro, bella la sventagliata su Del Prete, lì tocca fuori, attenzione, bravo Bisetto che Bisogna si ferma. crederci sempre perché c'è l'opportunità che il pallone si fermi O si ferma o parte per la tangente. o parte per la tangente. Bravo Gallina. Ancora la girata buona con Segat che di testa va a Cazzaro, di testa anche lui, Del Prete che prova a mettersi in mezzo, non ci riesce. Miniati ingarbugliato anche per questa domenica, mi pare, lì in mezzo nel centrocampo dell'Eclisse. Bravo Rizzi in anticipo. Viene in avanti ancora la formazione della Godigese, Garbuio, bella questa palla, peccato che è sbagliata. E allora indietro tutto Della Colletta che deve rinviare al più presto, lo fa sui piedi di Miniati, attenzione perché Miniati ce l'ha il tiro, attenzione, e in effetti vedi che
mi aveva ascoltato, era andato al tentativo di tirare, niente da fare, c'è questo signore sotto di noi che vorrebbe tutti i falli immaginabili possibili per la Godigese, ma non è così, e allora Ianco che la mette a terra molto bene, poi prova a girarsi, a fianco c'è De Zotti, eccolo De Zotti che entra in area, non è passato, peccato, perché si è chiusa bene Rizzi ancora una volta, chiude. Poi Garbuglio dalla parte opposta per trovare il suo compagno, 3-4 contro 5, vantaggio minimo per la formazione di casa. Attenzione questa palla che è andata, poteva andare sul numero 8 mi pare, Miniati. Sì. Su Miniati che non è riuscito a raggiungerla pur volando, palla che termina in fallo laterale Miniati, dalla parte opposta. Mike, classe 1992. Ex bellunese, e quindi giocatore di esperienza, giocatore con categorie importanti sulle spalle, è arrivato a Godego, a Castello di Godego per fare bene, e allora vediamo, eccolo, stava per intromettersi ancora, poi la palla la prende l'altro numero 8 di casa, cioè De Faveri, che smista dalla parte di Raccagna, che la mette giù e prova a partire. Raccagna indietro per Sibiglia, che c'è dappertutto, c'è sempre, oggi manca anche D'Arrigo, no? Stavo proprio pensando la stessa cosa. Non so se sia infortunato o se è in come si chiama? Congedo? La convocazione per giocare le varie gare dei vari tornei, e quindi avevo visto che era convocato, non lo so però se magari assente giustificato, assente giustificato, oppure se c'è scappato, se è stato squalificato oppure no. Qualcuno magari ce lo comunicherà e ce lo dirà. Con le mani la formazione in maglia rossa di casa, che prova a spingere ancora per trovare il gol che aprirebbe la partita. Vi ricordo che anche domenica la Godigese è andata sotto contro il San Donà per primo, poi ha faticato durante il secondo. Calvi 2, Cadoneghe 0, partita qui si chiusa secondo me per il Calvi, che non deve mollare nulla per essere e per rimanere lì agganciata. Palla che termina fuori. Adesso sì, mi pare che piove, sì, continua a piovere, meno forte di prima, però continua sempre a piovere, e il vento, a dispetto del sempre. fatto che sia marzo, è anche freddo. Sì, c'è freddo, non è certamente una giornata tipica per giocare. Queste giornate no. Piacevano solo agli scarponi. A meno che non mi guardare, a me piacevano queste giocate. A meno che tu non sia fornito dallo splendido giubbotto che Streaming Sport ci ha fornito, che ci tiene caldo, almeno per la parte. Sei di una ilarità unica. Di una ilarità spaventosa. Colpo di testa di Segat che mette giù la palla, Udab la riconquista, se ne va molto bene Pozzebon, e allora ancora Udab lo tiene molto molto bene. Poi questa palla poteva forse evitare di metterla dentro per creare ulteriori pericoli, però attenzione a Del Prete, che immaginavo che la desse lì e mettesse in difficoltà il compagno, perché la palla non corre lì, quindi bisogna alzarla un pochino. Questo ma Udab è veramente una spina nel fianco. Udab è un gran bel giocatore, deve prendere in mano la squadra, molte volte lo fa, altre volte gravita un po' a destra e a sinistra. Vedi che secondo me appunto l'utilizzo dei fari comincia ad essere necessario, quindi vogliamo il tiro che poteva creare qualche problema. Primo angolo. Primo angolo. Sì. 21esimo e 48 secondi. Il primo angolo che arriva alla mezz'ora più o meno, insomma. Solito schema con Miniati e il numero 4 Pinton. C'è un forte vento comunque. Sì. Attenzione alle traiettorie. Allora, Pinton oppure Miniati, uno va incontro al pallone, salta, questa volta lo fa Miniati, e il tiro è di Pinton che mette lungo dalla parte opposta, secondo palo, è riuscito anche a prenderla Pellizzer, però palla poi che viene conquistata da Della Colletta con un rinvio bellissimo, però lunghissimo. Non c'erano né De Faveri né Ianco pronti a raggiungere questo pallone, e quindi si sono un po' allungate le squadre, perché cominci ugualmente, anche se soltanto
la mezz'ora del primo tempo. Conegliano intanto 2-0 sulla Leo, e questa è una partita, come vi dicevo prima, importantissima per entrambe le squadre. Ianco che cercava di contrastare il numero 4 della Godigese Pinton, che va tutto sulla fascia destra del campo, si ferma il giocatore perché dice di aver subito fallo dell'Andrea. Sì, e stavamo allora parlando prima, il campo ulteriormente induce un dispendio di energie maggiore rispetto a una partita del tutto normale. La senti, se hai visto quindi il fatto che le squadre si allunghino o meno dipende anche dal fatto che naturalmente l'energia la fatica, ragazzi, si fa fatica. Giocare su di un campo così non è tanto semplice, dispendio proprio di energie, e poi ti allunghi e chiaramente per raggiungere il pallone fai doppia fatica. Ancora braccio alto laggiù in fondo, va in area anche Baggio, poi Miniati, solito schema, Pinton, ancora palla che viene messa dentro, il Segat. colpo di testa di Segat, poi De Zotti che va a commettere forse fallo, ma l'arbitro lascia correre. Ianco dalla parte opposta cerca di conquistare questa palla, non ci riesce, e allora Miniati di testa, Baggio che era rimasto un po' alto commette un primo fallo. Baggio perché la palla non corre, bravo, ecco, io bravo Dona, perché non se l'è rischiata di andare sul portiere, perché la palla non sarebbe arrivata, e quindi ha messo in fallo laterale. Concedi qualcosa, però concedi in sicurezza e dai la possibilità di recuperare a tutti i tuoi compagni, compreso Baggio che era rimasto fuori. Con il numero 2 dell'Andrea, scusatemi Cazzaro, per Del Prete scarta un uomo. Oggi dribbling vincente Del Prete. Attenzione, che palla, Bisetto la perde, e poi Raccagna Raccagna è andato con il suo piede peggiore, che è il destro, e molto probabilmente, e lo diciamo sempre con il senno di poi, avrebbe dovuto o potuto appoggiare indietro a Ianco, che forse era in posizione migliore. A che minuto hai il 25esimo? Al 25esimo, quindi Raccagna, ancora lui. Due occasioni tra l'altro capitate tutte e due al giovane Raccagna, la prima alla 12esima, al 12esimo minuto del primo tempo, parato, la seconda al 25esimo, e palla terminata fuori. Segnaliamo comunque l'erroraccio di Bisetto, che non ha controllato adeguatamente il pallone, permettendo al laterale Pivigino. Che bel dialogo. Allora viene in avanti ancora con De Zotti che deve allungarla su Del Prete, eccola, Del Prete che attende l'arrivo di Cazzaro che si ferma, non c'ha nessuno a fianco, va di nuovo da Del Prete per Cazzaro ancora, che si spinge in avanti, poi la prova a mettere adesso è fortunato, palla che rimane lì, cerca di girarla, nulla di fatto, Cazzaro va a riprendersela, però non ha mollato un minuto. Cazzaro, bravo. Sibiglia che mette ordine, prova a verticalizzare, palla sbagliata questa, perché Raccagna se la trova, poi forse c'era mezzo fuorigioco. Sì, forse c'era fuorigioco, l'arbitro non segna, e allora viene in avanti ancora. Buona l'azione che viene dentro, il tentativo di andare a mettere un pallone insidioso in mezzo all'area non riesce, allora può ripartire la formazione di Mauro Conte, che viene in avanti ancora. C'è il fallo subito fischiato dall'arbitro, che ferma il gioco sulla linea mediana del campo, perché Pellizzer, anzi non era Pellizzer ma era il numero 9 Pozzebon, non era riuscito a prendersi la palla e ad andarsene, quindi si ferma, si rigioca con tranquillità, si mette giù la palla, arriva Baggio che probabilmente andrà in mezzo all'area perché è una delle torri, e ci sono il solito Miniati e il numero 4 Pinton, che faranno la loro. Comunque si è capito che nel vertice dell'area tra la linea di fondo e l'area della Godigese lì non bisogna giocare, perché si sono viste acquazzoni, pozze, c'è un po' d'acqua, si sono sollevate. Treviso 3 mette dentro questo pallone un tracciante che però non trova spazio, allora arriva Baggio a sostegno, Baggio marcato da De Zotti
bravo Baggio, la mette dentro, però deve stare attento, arriva Ianco che si gira bene, Bello, tutto bravo, dalla parte bravo. opposta, può girarlo ancora, qui Vai, vediamo Federico. se Raccagna, vediamo commette fallo, sì, dai, sì, fallo netto, da Tergo. Città di Caorle 2, Giorgione 1, fine primo tempo, perché loro hanno cominciato in maniera giusta. E il Città di Caorle, vedi, che va a far colpaccio per il momento a Castelfranco Veneto. 2-1. Tutte le altre 0-0? Sì, le altre, o quello che t'ho detto. C'è la vittoria del Conegliano per il momento, la vittoria del Calvi, poi i vari pareggi, la vittoria per il momento del Porto Mansuet. Insomma, ci sono tutte quelle che interessano lì davanti e poi anche dietro, perché Città di Caorle e Favaro sono interessate. Ianco che va per le terre, l'arbitro non dice nulla e non fischia, Rizzi dice a Ianco alzati e cammina, come disse qualcuno tempo fa, Di nostra di conoscenza. nostra conoscenza. Cazzaro alza Io ho la perso testa, intanto l'app dell'orologio e non mi ricordo molto più. bene. Cazzaro che spinge, va sulla fascia ancora, controlla Pinton che la butta via. Gallina di prima intenzione, tutto dalla parte opposta, vedi come si cerca di giocare meno a livello rasoterra e palla che viaggia bella alta per evitare problemi. No. Per fortuna non c'era nessuno. Cazzaro si gira, lancia a lungo, questa è bella, Bel Prete che commette fallo. Del Prete commette fallo, ma prima di lui ha commesso fallo Sono Pellizzer. d'accordo con te. Arbitro che va Ed a ecco che richiamare l'arbitro va Moschetta. a redarguire Moschetta. Sì, perché probabilmente hanno protestato. Sì, quindi- naturalmente l'arbitro girando si è visto solo il fallo del numero 7 del Prete, ma fallo prima che ha interrotto la corsa proprio lo stesso del Prete, anche perché Pellizzer era scivolato, era stato lo stesso Pellizzer. Posso testimoniare che hai detto il vero. Palla che rimane lì, ancora in area dell'Eclisse, buttata dentro dal numero 7 Dona, che non trova nessuno dei suoi, trova Una soltanto... buona Eclisse, mezz'ora di gioco, buona Sì. Eclisse. Nulla da dire, però dobbiamo fare attenzione perché la Godigese è una squadra sorniona, è una squadra che attende e poi riparte. Domenica non gli è riuscito perché domenica il suo gioco l'aveva fatto il San Donà, che aveva colpito, e poi la formazione di Mauro Conte è stata costretta a rincorrere appunto la formazione. E che Per il aveva momento chiuso le oggi- fasce. Per il momento oggi 0-0 ancora, e quindi stiamo a vedere che cosa nascerà, se nascerà qualcosa da questa gara. Bravo, colpo di testa girata bene per Del Prete, che però è dietro a tutti e quindi non arriva in tempo. Mette giù o cerca di mettere giù la Godigese, che viene a spingere in avanti con Oudab che perde il pallone, poi va a recuperarlo, arriva prima di lui Baggio che la rimette lunga, lì la palla va, Occhio basso. no, si è fermata più o meno. Bravi difensori di casa che la giocano bene, la fanno viaggiare ancora, però Oudab la riconquista tutto dalla parte opposta. Attenzione a questi palloni perché sono pericolosissimi. Un tentativo in scivolata di Pozzebon che non è riuscito, e allora va a riprendersi il pallone la formazione di Moschetta con Cazzaro che lancia lungo per trovare Ianco, non trovato perché il colpo di testa di Pellizzer mette tutto in fallo laterale. Può giocare con le mani la compagine di Moschetta con Difficile Cazzaro. trovare geometrie in mezzo al campo, ci si affida a questi lanci che giustamente il terreno è quello che è. Cazzaro, tutto di là, bene per Basso che si mette in proprio, è una delle poche sgroppate che abbiamo visto per il momento di Basso. Fine primo tempo a Mansuet, Porto Mansuet in vantaggio 1-0 sullo Spinea, quindi fine primo tempo. Qui si continua a giocare perché, lo ricordiamo per coloro che non si fossero persi nemmeno un secondo della nostra telecronaca, abbiamo iniziato però con 15 minuti circa e qualcosina in più, 20 ecco, di ritardo, quindi ci portiamo dietro questo ritardo un po' come le ferrovie di Stato.
Rimessa il gioco con L'importante le è mani. arrivare. L'importante è arrivare. Poi vai a dirglielo tu che sei in ritardo. Beh, potremmo fare come una persona che ha fatto fermare il treno. Palla che viene messa dentro con le mani, cerca di girarsi il giocatore del Godigese, attenzione a Pozzebon che va dalla parte opposta ma non la prende più perché la palla scivola via e quindi nulla di fatto con questo pallone che da destra ha sorvolato tutto il campo e è andato a finire a sinistra. Ribadisco, accendiamo i fari perché altrimenti sarà troppo tardi. Cazzaro. Appello di Mirko Milanova all'umanità. All'umanità, Accendetegli accendiamo i i fari a Pieve di Soligo perché altrimenti dovesse calare improvvisamente un po' di nebbia o un po' di oscurità non ci vedremo più. Vuoi che, cioè, la pioggia, il freddo, il vento e ci sia pure la nebbia. Vabbè, giornatina così. Della Colletta con le mani prova a far viaggiare i suoi, attende il piazzamento, il movimento, davanti non si muove nessuno e allora vede Del Prete che gliela chiama, c'è la spizzata di Ianco molto bello, del Prete bene, aveva fatto un bel taglio De Zotti, non se l'è sentita di darla in mezzo, peccato perché adesso si è fatto male. Del Prete mi pare, però si continua a giocare, palla che l'arbitro dice meglio buttarla fuori, non vorrei che si sì. facesse come Lazio-Milan. No, infatti buttala fuori, a questo punto Sì, l'arbitro te l'ha detto, quindi buttala fuori. Si è fatto male, mi pare, Del Prete che è rotolato a terra. Nel contrasto. Speriamo non sia nulla di grave, anche se Pancotti, il fisioterapista, entra in campo per sistemare la cosa e dare un'occhiata. Quindi il collega Alessio De Martin mi dice che a Mansuè è finita 1-0 il primo tempo, come avevamo detto. Poi c'è questo 3-0 del Treviso in Serie D, ancora si gioca negli altri campi che sono iniziati 15 o 20 minuti dopo. Intanto Moschetta manda a scaldare 2 uomini. Uno lo riconosco, è Cociu, l'altro Altro tuo idolo. altro mio idolo, e poi c'è anche l'altro mio idolo, mi sembra che sia Peppai. Vabbè, allora. Vede che la giornata prende altro significato. Tutti gli idoli di Marco Mazzocco sono entrati in campo, quindi No, non tutti. non tutti. Io spero che nessuno si arrabbi se ho detto D'altronde credo che che ci due sia- giocatori sono andati a riscaldarsi. Ci Spero sia di no. bisogno di molta fisicità, soprattutto nella seconda frazione di gioco. su questi campi. Sì, sì. Ma quando ti ho detto prima che Qua è fallaccio. Fallaccio questa volta l'ha visto, Spinta. Dona che spinge De Zotti e allora c'è la punizione. Andiamo a vedere quanto si gioca lì a Piave United Borgorico, ancora 0-0. Vediamo, 36 minuti di gioco, 9 al termine del primo tempo qui a Pieve di Soligo, dove viene in avanti adesso la Godigese, si complica la vita perché non passa, arriva Oudab, non passa e arriva Sibiglia a fare su il pallone e a concederlo dalla parte destra del campo, tutto a sinistra adesso per il tentativo di Cazzaro in prima battuta di metterlo a terra, non ci riesce, va ancora per la parte interna sbagliando perché la palla non corre, ragazzi, quindi deve metterla dentro. Allora vediamo, arriva Sibiglia a rimediare il suo errore, Sibiglia che ha capito, lancia lunga, la mette a terra il capitano, bravo Ianco che aveva cercato il colpo di testa, poi Baggio dalla parte opposta senza problemi la mette in fallo laterale. Posso dire che è aumentata la pioggia o mi smentite? No, penso che non ti smentiamo, pioggia che è gradatamente aumentata e il campo sta
è sempre più inzuppato, però spero per i giocatori Bene. che si vada a completamento di questa gara. Viene in avanti ancora la Godigese con Oudab che marcia sulla fascia destra del campo con l'aiuto ancora Oudab che aveva cercato il tocco di tacco indietro, stilisticamente molto bello. Poi ancora in avanti la Godigese Bravo, che prova De a Zotti. spingere, tiene De Zotti molto bene Così. e allora viene a spingere in avanti ancora, trovando il fallo il numero 8 De Faveri che si becca De il Zotti che fallo. nelle occasioni veniva quasi denudato dal collega della Godigese. Spettacoli che preferiremmo Spettacolo non su vedere. spettacolo. Sì. C'è Segat che andrà alla battuta, davanti a lui c'è Pozzebon che adesso si sposta per lasciare battere la punizione, che viene battuta adesso da Segat. Oggi Janko ha il tacco facile, ci ha provato ancora. Bravo e allora Siviglia. spinge Cazzaro, va dentro e trova il tiro. Attenzione Sì, perché forse è con la è una battuta. soluzione da scegliere. Sì, è perché Tiro quando, da fuori. quando tocca per terra è un sì, rischio sì. lì per i portieri. Bisetto bravo, si accovaccia e mette tra le braccia il pallone. Classe 2005, bravo Riccardo Bisetto che, a parte una sbavatura in precedenza, ha fatto 2 o 3 interventi interessanti che hanno procurato e hanno dato fiducia appunto alla retroguardia della Godigese. In avanti ancora la formazione di casa che prova a manovrare, cerca di girarsi Del Prete, ce la fa in mezzo a 2, se ne va, poi viene fermato dal numero 7 Poi Dona. Si gioca ancora qui a Pieve di Soligo. De Zotti che attende, poi va su Sibiglia, la palla non corre lì, bravo Sibiglia che va indietro per Segat, tutto dalla parte opposta e allora va a pescare Basso che alza la testa, vede in mezzo al campo De Zotti che se la fa passare, poi la riesce a prendere e allora Cazzaro che lo appoggia, si allunga la palla, Cazzaro no! Questi palloni con troppa facilità devono essere giocati con un pochino più di cattiveria e pensando che sempre che la palla potrebbe non arrivare al tuo compagno, quindi devi essere pronto ad andare in raddoppio di marcatura. Bravo Cazzaro di testa, palla che termina fuori, la mette a terra con un buono stop. Moschetta. Tanta roba, Ma Moschetta era un bel giocatore, Anche perché ha evitato di inzupparsi i pantaloni dal momento che proprio davanti a Moschetta c'era una bella puzza d'acqua. Sottolineo. Intanto Della Colletta in fondo si riscalda facendo degli esercizi con le braccia, tira un fastidiosissimo vento, palla cercata, Cazzaro che quasi toccandola con il braccio la mette fuori. Vengono richiamati i tuoi idoli Pepai e Kouchu in panchina, sono già scaldati abbastanza per il momento, vediamo se servirà ancora a mandarli a scaldare con Pellizzer che ha la rimessa lunga, eccola, però non tanto, poi palla che va quasi, stava per finire in panchina, palla che invece sorvola. 40esimo, fase di stanca Sì, del primo tempo, come normale che sia, dal momento che le squadre ci sono battute a dovere. Fase di stanca e fase naturalmente di stanchezza da parte delle due squadre. Butta in avanti il pallone, palla che adesso vedi, sono questi momenti C'è qui che difficoltà a costruire, non tanto per l'incapacità dell'una o dell'altra squadra, quanto perché il campo non permette veramente geometrie di sorta. Pellizzer con le mani, sì, deviazione, ultimo tocco per un giocatore della Godigese e allora si rimette in gioco con le mani da parte di Cazzaro. Viene Janko a prendersela, Janko che non trova poi il fendente lungo perché gli mette fuori, gli mette il piede davanti Dona e allora può con le mani ancora giocarlo Cazzaro. Si era fatto vedere De Zotti, poi arriva Janko ancora per Cazzaro, palla che vedi non va e quindi Sibiglia deve inventarsi qualcosa adesso, palla che toccata
si arrabbia Sibiglia perché voleva la rimessa in gioco per lui. Non è stato di questo avviso l'arbitro che ha assegnato la rimessa in gioco al Godigese. Con le mani mette lì, ancora c'è il fallo per ben 2 volte. L'arbitro l'ha lasciato andare perché una volta era girato e non l'ha visto, la seconda volta l'ha lasciato andare, gira tutto De Zotti molto bene, poi la palla non viene messa a terra, questa volta sbaglia Raccagna. Attenzione, il tentativo di andarsene non riesce da parte della Godigese, che perde il pallone sulle pozzanghere giù sulla fascia destra del campo, e allora con le mani ancora le maglie rosse della Eclisse Careni Pievegina, che spinge anche in questo momento finale di primo tempo sempre sul risultato di 0-0. A Chioggia mi dicono sospesa per diluvio e squadre negli spogliatoi. Poi vedremo quello che succederà con la capolista clodiense della Serie D. Qui invece si gioca. E qui si gioca, Però nonostante notizia, pioggia abbondante. Ti hanno acceso i fari? Hanno acceso i fari? La macchina. Ah, la macchina, sì. Sai che oggi veramente sei devastante con le battute. Incredibile, ragazzi. Mette fuori questa palla, la rimette in gioco. Qui adesso si tratta veramente di andare a bere non noi, ma i giocatori, un bel tè caldo, come dice Caressa. Sì, e soprattutto anche cambiarsi magari la maglietta. Cambiarsi la maglietta, insomma darsi una asciugata e poi rientrare pronto per la seconda frazione di gioco. 44 minuti di gioco, non penso ci siano minuti da recuperare, ma secondo me non lo fa recuperare perché gli manda ammoniti tutti... l'entrata vediamo. Del medico. Secondo me ha freddo anche l'arbitro e va negli spogliatoi al più presto. 44-14, 0-0 il risultato qui al campo di Pieve di Soligo, al D'Agostin, per la 25esima giornata del campionato regionale di eccellenza. Si sta giocando la gara tra la formazione di casa e la Godigese. 44-34, con la pioggia che è aumentata di quantità. Si sbraccia Moschetta fuori dalla sua panchina. Fallo di Ianco sull'anticipo. Sì, Spintarella su Pinton, l'arbitro. Comunque, vede. C'è un minuto secondo me, no? Il mio taccuino, non so il tuo, prevede 2 azioni dell'Eclisse e nessuna della Godigese. No, io non ho un minuto. Un minuto di recupero nel primo tempo, quindi si giocherà fino al 46esimo, che sta già più o meno scoccando al nostro Crono Quartz. Cazzaro che si fa superare in fase difensiva da Pozzebon, e allora dopo una bella lavata completa va alla battuta Pellizzer, che trascina avanti il pallone. Moschetta vorrebbe che tornasse indietro, ma insomma dai, lascia stare, vai. Pellizzer pronto a scaraventarla in avanti. Vediamo se l'arbitro invece decide di mandarla, no, la fa battere, poi vediamo cosa succede e presumo che li mandi negli spogliatoi. Raccagna che cerca di andarsene con questa palla la Godigese. L'arbitro non la pensa come me, adesso sì. Eccolo. Finita. 46esimo minuto di gioco qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, sotto la pioggia inclemente che è aumentata di quantità e non dico di qualità, ma di quantità sì. E allora le squadre che fanno rientro negli spogliatoi, per loro un salutare tè caldo e poi il rientro tra una quindicina di minuti per la seconda frazione di gioco. 0-0 il risultato per il momento. Linea allo studio. Partita da lì.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Rientriamo in collegamento con lo stadio comunale d'Agostin, dove sembra che le squadre possano fare rientro in campo. Usiamo sempre il condizionale perché il tempo è decisamente peggiorato adesso, sta veramente diluviando e il campo sta pagando, perché adesso vediamo la situazione gravissima del fondo d'Agostin, come ci inquadra la nostra telecamera. Ecco comunque la terna arbitrale che chiaramente adesso ne parlavamo in privato. Come fai a dire fermiamo tutto? Cosa? Ci dovrebbe essere una squadra che a questo punto incomincia a rivolgersi all'arbitro chiedendo la sospensione, ma quali delle due squadre vorrebbe chiudere la partita così con lo 0-0? Magari ci si può anche accontentare, no? Però insomma può succedere di tutto e quindi vedremo quello che succederà effettivamente in questi secondi 45 minuti di gioco che ci apprestiamo a vivere, con due squadre che sono già sul rettangolo di gioco, quindi parecchio freddo ancora, vi dicevo, vento fastidiosissimo, piove e quindi ci sono tutte veramente le condizioni meteorologiche contrarie ad una partita di calcio. Arbitro che vuole l'ok dai suoi due guardialine, arriva l'ok, arriva anche il fischio dell'arbitro che fa partire le ostilità anche in questo secondo tempo. Parte bene la formazione di casa con Oudab che viene a prendersi il pallone per la Godigese, va indietro sul giocatore dell'Andrea che la rimette in avanti. Attenzione perché la palla lì non si muove, ancora una difficoltà estrema. Adesso il pallone non si muove più, questo lo avevamo visto e adesso vediamo. Caro mio, l'esperienza mi insegna che se tu inizi il secondo tempo vai alla fine? Vai fino alla fine. A meno che, ripeto, qualcuno da una parte e dall'altra non incominci a perorare la causa del rinvio. Ho visto adesso per esempio Pinton che si è già avvicinato all'arbitro dopo due rinvii non riusciti e probabilmente gli ha detto qualcosa. Non lo so se abbia chiesto di fermare qui oppure no, però ripeto, adesso bisogna vedere se il pareggio, se ti accontenti di portare via il pareggio per quanto riguarda la Godigese, se ti accontenti del pareggio in casa per quanto riguarda la formazione di casa. Presumo di no per entrambe al momento. Pinton la mette dentro, attenzione perché basta una semplice spizzata. Garbuio è re di queste cose, domenica ha fatto una spizzata meravigliosa in area trovando il gol del pareggio della sua squadra. E allora c'è Ianco per esempio ecco, vedi cosa succede. Baggio è passato davanti alla panchina propria, ha detto ragazzi non si può giocare, fermiamola. È andato nelle vicinanze della panchina, ha guardato Moschetta e ha chiesto fermiamoci. Questo come dicevo prima, questo doveva succedere, che una delle due chiede la sospensione. Eccolo lì, arriva anche l'altro capitano e adesso l'arbitro chiede cosa volete fare ragazzi. Baggio sta dicendo no, non si può giocare e adesso occhio perché se si sospende si Baggio ricomincia, che ha trovato pane per i suoi denti, Ianco si ricomincia da dove si è fermato. Sì, lo sappiamo, grazie ad Alessio, sì è vero, però allora abbiamo capito che da capire, Ianco e l'Eclisse non vuole fermare la partita, non vogliono sospendere la partita. No, qui non capiamo nulla. Ma te lo dico io, dai, guarda. Allora, Baggio è partito dalla sua panchina che è passato davanti, ha parlato con il tecnico, è andato di là e ha detto fermiamola, è andato dall'arbitro. Ianco non è di questo avviso, lo sta facendo capire. E Baggio protesta. Ecco. Vedi, anche da questi gesti di due giocatori dell'Eclisse
non vogliono fermarla la partita, giustamente la vuoi giocare ormai, che devi fare? Consulto con il guardialine, Baggio ancora lì che perora la causa di che fermare. c'entra l'assistente, poi sarà un... bah. Ianco, Baggio, i due capitani che parlano. Decido io, dice l'arbitro. Sì. E allora cosa stai là a fare? Fai giocare e basta, no? No, si va via. Triplice fischio finale. Finita. Partita finita. Partita quindi sospesa, no? Sì. No, sospesa. Rinviata. 2-0 al Porto Mansuet. Allora, quando sono trascorsi dal primo tempo, andiamo a vedere. Del secondo tempo. Sì, del secondo tempo. 4 minuti, quindi 45, abbiamo già 46, dunque 50 minuti di gioco, 50 minuti e partita, 5 minuti del e partita che tempo. termina qui. E quindi bene, allora per il momento ci fermiamo qui, per oggi ci fermiamo qui, partita che effettivamente in questa seconda frazione di gioco aveva già cominciato male, non si poteva giocare chiaramente, e quindi però la spinta come ti dicevo, ma non perché insomma la spinta è venuta da una squadra, se non si muove Baggio, l'Eclisse voleva giocarla, l'Eclisse la portava a termine. Non so. Secondo me sì, poi magari glielo chiedi e vedi un attimo che ti dice. Comunque allora ci fermiamo qui, poco importa, questa domenica di calcio si ferma con una cinquantina di minuti giocati e noi ci risentiamo alle prossime occasioni. Caro Marco Mazzocco, sei stato devastante oggi proprio a livello di comicità, perché proprio delle battute che ti uscivano proprio, sarà stato il tempo, sarà stato questo. Un saluto serio. Posso farne un'altra? No, basta. San Gregorio, arrivo. Un saluto ai nostri amici di streamingsport.it, sintonizzati e così al video. Adesso chiudiamo le immagini e naturalmente a tutti voi buona serata.